Venite con noi al Parco Sigurtà! Iniziamo l'escursione al Parco Giardino Sigurtà. Ecco tutta la cartina del parco con tutte le tappe e tutte le informazioni da seguire. Per chi volesse fare il tour in trenino e non ha voglia di camminare, si prende qua. Prendiamo Via delle Fontane. Eccoci arrivati al secondo bar. Qui si sale un po'. Mi piace qua, va lì? Sì, bellissimo, pieno di fiori, di tulipani stupendi di tutti i colori e tutte le specie. Un giardino così sarebbe bellissimo averlo. Da qua si vedono di più. Poi. Il mio primo video! Guarda che belli! Cioè, il video non rende l'idea della bellezza di tutti questi tulipani del parco. Cioè, veramente, io starei qui ad ammirarli per ore, ma ore. Continuiamo verso la cima della collina. Poggio dei due imperatori. Parco di Sigurtà. Scendiamo. Ecco il monumento. Due scoiattolini. Proseguiamo per andare a vedere le altre attrazioni. Andiamo a vedere la panchina degli innamorati. Eccola. Peccato. La panchina degli innamorati, ma io metterei qualche cuoricino perché altrimenti non si riesce a distinguere dalle altre. Peccato non ci siano le rose. Ecco il cimitero dei cani. Impa, Smile, Liu, Olli, Dilli, Dini 1, Più, Kais, Ada, Kais 2, Ini, White, Joy, Ike. Scendiamo ora verso Eremo. Bello. Andiamo dall'Eremo. Ecco i 4 laghetti dell'Eremo.
Scendiamo ancora. Andiamo a vedere un'altra montagna di tulipani. Sono sempre io, la tecnica dei tulipani. Andiamo ancora in salita. Eccoci i laghetti. Sono galleggianti. Vedi che si muove. Sì. Andiamo a vedere la fattoria. Proseguiamo in discesa. La Valle dei Dagni. Proseguiamo per la vallata. Il fiume Mincio. Carini. Sì, vedi che siamo carini. Belle galline. Proseguiamo in salita. Andiamo a destra. Andiamo a vedere la vasca delle ninfee rosse. Scendiamo per via delle rose. Purtroppo ancora senza rose. Esatto, prime rose. E in fondo il labirinto. Entriamo nel labirinto. Dritti, arriviamo direttamente al percorso centrale. Eccoci. Cosa vi? Ah sì, è vero. Non ci arrendiamo, lo percorriamo al contrario. Proviamo ad uscire. Dannato labirinto. E vai, c'è un'uscita. E vai, ce l'abbiamo fatta.
Grande quercia. Bellissimo. Andiamo a vedere il castelletto. La pietra da giovinezza. Il castelletto. E allora, signorina Babi, cosa ne pensi di questa escursione al Parco Giardino Segurtà? Posso dire che abbiamo trascorso veramente una bellissima giornata dove abbiamo visto tantissime cose, siamo state all'aria aperta e al verde, ci sono praticamente migliaia e migliaia di tulipani in questo periodo di tutti i colori, infatti vedrete nel video la bellezza e la meraviglia di questo posto. E c'è il castelletto, c'è il labirinto, c'è veramente un sacco di cose, ci sono i laghetti, c'è il cimitero dei cani dei proprietari, insomma una marea di cose da vedere. Bellissimo da portare i bambini perché possono passare veramente una giornata all'aria aperta senza nessun pericolo. Che dire, io ve lo consiglio, c'è un modico prezzo da pagare, ma giustamente per un parco così immenso, tenuto benissimo, non c'è un pezzo di carta per terra, e questo bravi visitatori anche, mi raccomando, tenere sempre pulito. Che dire, ve lo consiglio, passate una bella giornata come stiamo facendo noi. Mandi! Ci dirigiamo verso l'uscita. Qui prendiamo la scorciatoia per l'uscita e torniamo alla macchina. Però Barbara, anche stavolta ce l'hai fatta. E vai! Guarda, filma bene dentro, vedi che è viola e giallo. Ah sì? Mettilo bene, ma che bello.